500 studenti e rappresentanti delle associazioni ONLUS hanno spiccato il volo con Suan Selenati, campione mondiale a squadre di deltaplano e autore della traversata Zoncolan-Monte Olimpo, che è stato presente in veste di testimonial al 18° Meeting Sport Solidarietà Giovani, organizzato dalla Nuova Atletica del Friuli. L'incontro, dal titolo Lo sport fa competizione, etica e integrazione sociale, è stato condotto da Giorgio Dannisi, presidente della Nuova Atletica Friuli, che ha invitato i ragazzi a scoprire le proprie possibilità e sperimentare come, nella vita, la voglia di fare e di raggiungere gli obiettivi desiderati facciano la differenza. Il messaggio è stato ribadito anche da parte di Stefano Stefanel, dirigente del Liceo Marinelli, Raffaella Vasana, assessore del Comune di Udine, Elisa Battaglia, assessore della provincia di Udine, e Vittorino Boem, consigliere regionale, che, riprendendo le parole del moderno Icaro, hanno spronato gli studenti a rincorrere i loro sogni, per i quali può valer la pena di rinunciare a qualcosa. Preparazione teorica e fisica, oltre che organizzazione, tattica e lucidità. Sono questi gli ingredienti con cui il più giovane componente della nazionale, che quest'anno ha conseguito il 4º titolo mondiale consecutivo in Messico, ha descritto il volo, considerato uno sport accessibile a tutti. Suan Selenati è salito alla ribalta della cronaca nel 2013 con l'amico Manuel, con cui, 43 giorni dopo il decollo dallo Zoncolan, ha raggiunto la vetta ellenica del Monte Olimpo. Entrando a contatto con due culture diverse e con un territorio martoriato come quello dei Balcani, dove per sbaglio i due piloti sono entrati in una zona minata, l'impresa sportiva è diventata anche esperienza di vita e fonte di riflessione. Il Comitato Sport, Cultura e Solidarietà, che collabora alla realizzazione dell'evento, ha consegnato a Suan Selenati il premio Melograno d'Argento per il sociale, istituito per premiare coloro che con le buone pratiche hanno promosso la cultura socio-solidale.